2.500 visite oncologiche, cui vanno ad aggiungersene altre 1.500 multidisciplinari. I tumori maligni della testa e del collo non sono in aumento, aumentano però i casi seguiti al reparto di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera di Padova, che rispetto al 2018 segue un numero di casi 3 volte maggiore. C'è un aumento dei tumori del cavo orale, cioè della lingua, del pavimento orale, e l'altra cosa importante è che invece i tumori laringei sembrano essere stabili. Un altro dato che ha una certa importanza è quello della maggiore incidenza di questi tumori nel nord Italia rispetto al centro-sud. Nel 2022 sono stati 115 molti pazienti da fuori regione si curano a Padova. Impressionante la forbice che divide i dati rilevati al nord rispetto al centro-sud. La responsabilità principale è del fumo di sigaretta, e quando intendo e dico fumo di sigaretta non è che si possa dire che le 4-5 sigarette non fanno nulla. Anche le 4-5 sigarette aumentano il rischio di questi tumori. Rimane la diagnosi precoce l'arma migliore, oltre alla prevenzione nelle mani dei medici. Bruciori al cavo orale, variazione del timbro della voce, presenza di una tumefazione nel collo sono i principali campanelli d'allarme. Purtroppo una buona parte, se non la maggior parte di questi tumori, arrivano alla diagnosi in fase avanzata ancora tutt'oggi.